3 marzo 2025 cominciamo a sentire le giornate che si allungano, l'aria che diventa più frizzantina, tempo di primavera ed è anche aria di settimana santa, perché al Carmine sono già cominciate le 40 ore, il tempo di preghiera che precede il mercoledì delle ceneri, che insomma dà un po' il via a questa quaresima tarantina, e proprio per questo diamo il bentornato, buongiorno Taranto, al priore dell'Arciconfraternita del Carmine, Antonello Papalia. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Priore, allora, l'aria delle 40 ore, cominciate domenica, insomma, con delle piccole pause, poi preghiera ininterrotta fino a domani per dare, insomma, per accogliere, per prepararsi alle ceneri. Comincia un po' il periodo di attesa, di riavvicinamento ai riti della settimana santa. Sì, inizia la Quaresima con questa preghiera antica delle 40 ore di preghiera ravvicinata e prolungata con Gesù sacramentato, che ci mette nelle condizioni di ritrovare un pochino le forze interiori per affrontare questo periodo di conversione che è la Quaresima. E i nostri confratelli in questo momento sono in adorazione al Santissimo, lo faranno in maniera ininterrotta fino a domani, e per poi trovarci nella giornata delle ceneri che dà il via alla Quaresima. Per chi non l'avesse visto, lo dico per chi ci sta ascoltando, ci sta guardando, se questa sera o stanotte addirittura avete 5 minuti di tempo, la chiesa sarà aperta tutta la notte, i confratelli sono in preghiera per tutta la notte, provate a prendervi qualche minuto, insomma, di raccoglimento lì davanti in chiesa, nel buio, nel silenzio, è qualcosa di davvero impagabile. Sì, è esattamente così, è una maniera per stare proprio vicino a Gesù e veramente ritrovarsi e avere la possibilità di trovare la giusta carica, la giusta situazione per affrontare il periodo di Quaresima, che è appunto un periodo di conversione. Nel frattempo, Priore, 2025 è un anno particolarissimo, 350 anni dalla fondazione dell'Arciconfraternita. Sarà una settimana santa diversa dalle altre? Sì, sarà una settimana santa diversa dalle altre, soprattutto per il percorso della processione dei misteri, che speriamo si concretizzi nella città vecchia. Tutto sta andando secondo quelle che erano le aspettative, e quindi la macchina organizzativa è in moto in questo senso. C'era qualche timore all'inizio sulla caduta di Melucci, ma la commissaria mi pare che si sia espressa dicendo che non si è detta contraria, aspetta solo, diciamo, le riunioni tecniche, quindi insomma per il momento sembra tutto salvo. Bene, per il momento tutto bene. Fiduciosi. Detto così, Priore, che altro ci aspetta, diciamo, in questo anno giubilare per la Chiesa del Carmine, per l'Arciconfraternita del Carmine? Quali sono, oltre, diciamo, la settimana santa e il percorso, gli eventi in programma? C'è un calendario di iniziative che stiamo approntando, che troverà, diciamo, la maggiore espressione nel periodo estivo nella festa della nostra titolare, che sarà più o meno in concomitanza con l'anno proprio di fondazione della confraternita, che è appunto il 10 agosto. Grazie ad Antonello Papalia, priore dell'Arciconfraternita del Carmine, buone 40 ore, buona Quaresima, Priore. Grazie, buongiorno a voi e buona giornata.